A Sutera, peraltro, durante la proclamazione al seggio elettorale del sindaco appena eletto Giuseppina Catania, un incendio è divampato a danno di parecchi automezzi dell'impresa edile di Rosario Maniscalco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Indagini sono in corso. Ascoltiamo per ulteriori dettagli Rino Pitanza. Ecco quello che rimane dell'incendio scoppiato a Sutera in contrada Fossa in tarda mattinata nell'azienda di Rosario Maniscalco. Un incendio probabilmente, quasi certamente di natura dolosa per come si sono svolti i fatti e di come sono divampate le fiamme che vediamo proprio nelle immagini seguenti. È stata la pattuglia dei carabinieri della stazione di Sutera nel suo giro di controllo del territorio che si è accorta del fumo che cominciava a salire alto ad avvisare il titolare della ditta e i suoi familiari che erano rientrati pochi minuti prima dal comune dove erano andati a complimentarsi con la nuova sindaca di Sutera eletta il giorno prima. Ed è stato proprio il titolare dell'azienda, Rosario Maniscalco, insieme ai suoi due figli, ad effettuare il primo intervento e cercare di spegnere le fiamme mentre la moglie chiedeva aiuto a tutti i suteresi tramite una diretta Facebook di portare acqua ed estintori. Rosario Maniscalco ha sporto formale denuncia ai carabinieri della stazione di Sutera che hanno avviato le indagini del caso per risalire agli eventuali piromani. E fate qualcosa, venite ad aiutare, cose inutili, cose inutili!